Senta, l'ultima domanda, Gianni Potti. Ehm, il concetto è, se lei volesse mandare un messaggio al governo, per spronarlo in una direzione, soprattutto nel campo del digitale, credo che per quello che lei si occupa è anche un po' il concetto di che la politica si riappropri, diciamo, dei temi dell'innovazione. Lei che cosa pensa? Che cosa vorrebbe poter comunicare in modo diretto al governo, di modo che si tracci una linea ben precisa in favore di tutto il comparto digitale innovativo? Allora, da un lato è fondamentale l'infrastruttura della banda ultra larga e il 5G, quindi se non corrono i dati e i data center da raggiungere, quindi l'infrastruttura è fondamentale, se no non corrono i dati. La seconda è quella che ho appena accennato, è il tema eh, delle competenze, quindi rivedere il sistema con cui il digitale viene inserito anche nei programmi scolastici, e noi abbiamo su questo lanciato una raccolta, una petizione popolare per inserire il coding come materia di studio Mm, in tutte le scuole di ogni ordine e grado. molto interessante, molto interessante. Sicuramente in modo che già dalle scuole si sviluppi quindi un... Esatto, Sì, sì, sì. ma questi sono temi che quando volete possiamo riprendere molto volentieri con i vostri ascoltatori. Volentieri.